Sonia Franzoi di Prima il Veneto, Patto per il Nord. Buonasera a voi tutti. Franzoi, intervenire sulla fase educativa. A questo tema, non l'abbiamo messo nel titolo ma si sposa, si dibatte molto, perché avviene anche in altre nazioni, sull'accessibilità ai social degli infra-quindicenni, perché i social sono considerati come uno dei veicoli che alimenta la criminalità o l'irruzione dei giovani nell'alveo della criminalità. Allora, sì, effettivamente, come si nota, i giovani, bene o male, utilizzano i social, quindi di conseguenza è ovvio che si passano messaggini, video e altro con questi mezzi tecnologici. Comunque sta di fatto che, secondo il mio punto di vista, bisogna, come diceva Morosin, incentrarsi un attimo sull'educazione, partendo dalla scuola e inoltre oltre a coinvolgere anche le famiglie. Poi, secondo il mio punto di vista, io vedo che noi dico, nostra età, non è che diamo di grandi esempi ai nostri giovani, perché insomma, con tutta la violenza che poi si vede per televisione, tutte queste guerre, tutta questa, come si dice, distruzione, cioè, cos'è che stiamo insegnando? Delle volte mi chiedo io, perché, scusi, cioè, il rispetto alla vita, forse? Tanto, cioè, non esiste più, perché quando ad esempio si uccidono 14.000 bambini, cioè, dov'è il rispetto alla vita? E quindi se questa è l'immagine noi come adulti che diamo ai nostri ragazzi, cioè, insomma, qualche pensierino io ce l'ho, cioè, mea culpa, qualche pensiero ce lo dovevo anche fare, qualche domandina. Non è che possiamo solo dare la responsabilità ai social e ai ragazzi, prendiamoci le nostre responsabilità, secondo il mio punto di vista. Perciò lei dice, più che, oltre che sulla fase repressiva, c'è tutta la fase educativa prima. Esattamente, c'è tutta una fase educativa e anche l'esempio noi adulti che diamo ai ragazzi. Perché non è che diamo dei buoni esempi, mi sembra che, come si dice, che quando faccio l'esempio, il discorso, tiro fuori Gaza per esempio, tutti quei ragazzi morti, quei bambini morti, 14.000 persone, ragazzini, cioè che esempio stiamo dando ai ragazzi oggi che vedono tutto questo per televisione? Dovremmo anche riuscire a affermare certe cose, cioè dare il buon esempio. La platea di forum di questa sera è lo specchio della società, è una società complicata e anche focus, scusate, di questa sera è complicato ma molto vivido. Sì, no, perché, allora, parla di genitori inadeguati, giusto? Non abbiamo il tempo di fare i genitori, dobbiamo lavorare due genitori. Una volta non si lavorava solo il papà e intanto manteneva la famiglia, prima cosa, giusto? Adesso devono lavorare entrambi, quindi non hanno nemmeno il tempo di stare dietro ai propri figli, intanto per incominciare. E questo è lo Stato che ci ha fatto arrivare a questo punto qua. Non è che ci sia verso. Poi al signor Pescara che mi ha detto il discorso di Gaza, adesso io le dico un paio di cosine, no? Certo, io ritengo che sia importante stare dietro ai ragazzi e ho fatto questo esempio, però è inutile pensare, come ad esempio, che siamo in uno stato di guerra. Ma stiamo scherzando? In uno stato di guerra, fermo un attimo, parlo mio, ok? In uno stato di guerra siamo, secondo lei, solo perché... Continua a giustificarli. No, allora, io non giustifico nessuno. Ma stia zitto che sto parlando io. Okay? Stia zitto, allora, a me non lo dice. Lei sto parlando e siccome ha parlato zitto fino adesso parlo io. Abbiamo parlato tutti. Adesso parlo io, ok?
Sonia, allora, vada scusa avanti. un attimo, allora, anche del discorso quando si dice lo chiede il popolo lo chiede la sicurezza. Allora le dico una cosa. Non ho detto che lo chiede il popolo, lo chiedono gli imprenditori che pagano le tasse. A Dubai non insegnano. Lei non ha rapporti con gli imprenditori, lei è lontana dal popolo, lei è lontana dagli imprenditori. Noi facciamo una media di 50 consulenze al mese di imprenditori si fa in Italia e se ne stanno andando. Ma vuole stare un attimo in silenzio? Scala, lei mi sta dicendo delle cose che io non ho detto. Scala replica a Franzoi una volta che ha Scusami finito. un attimo. Mi fammi finire, no? Lo chiede il popolo, questo è un bellissimo slogan, perché io le dico una cosa. Allora, la polizia negli Stati Uniti d'America, ok, che è molto repressiva, sa quante persone ci sono in carcere? Lì un 0,70. In Germania, una repressività così grande, c'è un 0,7% e in Italia un 0,11%. Allora, No, mi vuol scusi, dire, signora, quindi- mi scusi, però scusate, la popolazione carceraria degli Stati Uniti, allora gli Stati Uniti fanno 330 milioni di abitanti, hanno più di 1 milione di persone in carcere. Attenzione, perché Però io c'è una faccio degli repressività esempi. molto dura e anche una popolazione carceraria molto elevata. Controllate se vi dico cose Comunque sì, inesatte. effettivamente, è logico che è in rapporto alla popolazione. Comunque No, io ma parlavo degli comunque imprenditori gli stanchi di pagare imprenditori le tasse, se ne pagare vanno l'IVA, via. pagare il 70% se ne vanno via soprattutto per un discorso di sicurezza. Ma solamente per le per un pensi che discorso solo di di sicurezza? soprattutto per un discorso di sicurezza, perché signora dottoressa, chi ha i soldi vive dove vuole. certo Ma la che chi ha i differenza non soldi la fanno vive solo le tasse, dove la fanno vuole. anche la sicurezza. Ma E certo, quando si hanno dei ma figli, è lo molto Stato che ha probabilmente fallito in questo caso. Sicuramente, ok? È lo anche, Stato sicuramente che ha anche lo fallito. Stato, sicuramente Ha anche lo fallito, Stato, ha ma la famiglia fallito. monoreddito, In questo caso, è la inutile che famiglia utilizzi monoreddito, adesso il pugno di ferro. Cioè, scusa un attimo, se uno Stato ti porta a non poter nemmeno occuparti dei tuoi figli, scusa un attimo, a chi li diamo i nostri ragazzi? Dimmelo. Ma Non lo so. la situazione... Facciamo a meno di farli nascere, così è meglio. così già non adesso ci si prende la responsabilità che C'è la possibilità di farlo, aumentiamo le tasse. No, invertendo il trend economico, ok? Allora, cosa penso io dell'autonomia? A me sembra la solita, come si dice, chiamo la solita storia all'italiana, ecco. Sì, nel senso che la solita, cioè, si fa un po' di spot in questo periodo perché magari non si vuole arrivare, ma però non si arriva, perché comunque ci saranno poi le votazioni più avanti, quindi non si va oltre, si gioca, si fa i giochini, insomma, che hanno sempre fatto e non si arriva mai a niente. Quindi sì, ecco, io penso un po' questo sul discorso di quello che stiamo parlando adesso a livello dell'autonomia. Poi io sono una federalista, quindi dell'autonomia non me ne faccio, cioè me ne faccio poco, ha capito, per me è troppo poco l'autonomia, quella del Veneto, a parte che secondo me avrebbero comunque eventualmente dovuto puntare intanto in primis su quella del Veneto, no? A includere tutte le altre regioni. Se ne importava, facciamo quella del Veneto, intanto portiamo avanti quella, perché dobbiamo includere tutti gli altri. Compresa Roma? Franzoi? Allora, io sono d'accordo con Buttafuoco, indubbiamente. E naturalmente io dico, noi abbiamo perso gran parte della nostra sovranità, quindi delle volte dico, vogliamo l'autonomia, però non avremo neanche la sovranità come paese, come Italia. E comunque all'inizio la UE era come si dice, era nata come l'unione dei popoli, poi è diventata l'unione della finanza, dal mio punto di vista, quindi è diventata matrigna nei confronti soprattutto degli stati del sud, del Mediterraneo, insomma, quindi figuriamoci, io
Naturalmente per me l'arte, lo sport, non ci devono essere interferenze, nel senso nessuno può intervenire su questa cosa, insomma, perché mettere come si dice, le guerre e cioè quello che è successo tra Ucraina e Russia, insomma, e non permettere appunto alla compagine russa e bielorussa, come è già stato fatto a suo tempo, di non usufruire dei propri padiglioni, fra l'altro, che comunque loro pagano, non è che non pagano, e anche pagano bene, fra l'altro. Diciamo anche le cose come sono, insomma. E quindi condivido pienamente. Grazie. Chiarissimo. Signora Franzoi? Però avevano meno di 14 anni. Insomma, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto il signore prima. No, è che stavo seguendo un attimo anche gli discorsi che si diceva qua. Sì. Allora, giustamente non sono stati fatti i controlli dovuti dalla Banca d'Italia, questo è inopinabile la questione. E ovviamente, proprio come qualcuno ha detto, che ci poteva comunque essere un intento politico e non solo politico, anche di interessi di altre banche straniere, fra l'altro, perché se noi pensiamo che comunque all'interno delle banche che sono rimaste c'è per esempio la BlackRock, mi sembra una di queste banche. BlackRock, esatto. E bene o male, insomma, può aver fatto comodo che queste popolari saltassero, insomma. Ecco, questa è una realtà di fatto, anche perché comunque, come dicevano, cioè, gli imprenditori hanno difficoltà di accesso al credito. Le banche, oggi come oggi, col discorso dei contrattati di Maastricht, insomma, cioè non è così semplice, anche perché comunque sei collegato all'Europa, alla BCE, quindi decidono i tassi, cioè insomma non abbiamo neanche lì più una sovranità bancaria, perché ormai sappiamo più niente, si può dire, quindi siamo in mano ad altri. E questo è purtroppo il problema soprattutto delle imprese, delle piccole imprese e dei cittadini, perché si trovano in queste situazioni. Grazie.